Sì, diciamo che una vittoria fa sempre insomma, di buon umore e questo ci dà sempre una speranza in più per arrivare almeno, non dico prima, ma diciamo che comunque secondo sarebbe un buon risultato, visto che comunque la Goldbet c'ha tutti i scontri diretti e noi più o meno l'abbiamo fatti quasi tutti. Sì, è una squadra zemaniana, purtroppo mi dispiace per Peppe perché comunque ogni partita ci mette del suo ed è bravissimo ad evitare tanti gol, ma anche la difesa stasera non è che mi è dispiaciuta, però certe volte delle diagonali non fatte bene ci perdiamo l'uomo e quindi viene così una partita con tanti gol. Parto dall'inizio, parto da Schiavone che è quel giocatore che noi attendevamo da tempo perché serviva un giocatore lì dietro con la sua padronanza, il suo parlare, il suo dirigere, diciamo così, la difesa, quindi dare un po' più di smalto in più alla difesa e quindi è un bene solamente per la Pisana avere un giocatore difensore come lui dietro, ma al di là delle qualità tecniche. Cesaro e Ammassari stanno facendo del loro, che ti devo dire, abbiamo incontrato un ottimo football Roma-Ette, quindi cerchiamo di andare avanti in questa maniera e quel Cesaro e quell'Ammassari che hanno portato fino ad ora, se non erro, quasi più di 30 con entrambi, li possiamo avere così fino a fine campionato. Grazie al presidente Di Pasquale, alla prossima. Alla prossima, grazie a voi, buon lavoro.